Cosa c'è? Cosa c'è? Ti fai vedere questa? No, c'era uno che suonava le laune. Cosa c'è? Cosa c'è? Scusi un attimino, che oggi siamo tutti incasinati, scusi, Ma che ne è? Uno scontro Cosa tra c'è? cervelli. Scusi, signor Mao, scusi. Scusi, cosa c'è? E che da Sant'Efes? Ma non c'è, siamo a carnevale, tanto è a maggio, Sant'Efisio. È passato a maggio. E passa a maggio, certo. Ma non parte di stati di sa, giovia di carnevale. No, parte il 1 maggio, festa della... Quando parte Sant'Efisio? Ma tanti sciu di Sant'Efisio. Se ho visto che l'avevano in presoni. È in presonie. Che si scalle. Ma Quando basta Sant'Efes poi si fanno il tipo. Cos'è? Cos'è? La gabbia hanno aperto? Scusi, Qué linda eres con tu malecón, el morro, los barcos y tus antigüedades. Como niño hechicero te dejas mirar y luciéndote con tus bellos colores te dejas querer. Me llevas por dentro tu historia y buscando te encuentro tu... ¡Giuliano! Come Giuliano? ¡Giuliano! ¡Giuliano! Quando c'è tu Paolo? ¡Giuliano! E te parente Sant'Efes, Giuliano. Ascolta, non c'è, si faccia un giro e poi magari ritorna. Te- Se lo te vediamo trovo glielo qua. diciamo. C'è. Incorporando in questo stupido con le launedas. Ma scusi, quella è io una... non so. Tutta cazzo da No! Guardi perché è una donna, Mica ti faccio dopo. Guardi che c'è il marito. Vai, Carmelo. Non bisticciare, non bisticciare, lasci stare. Opla, Ci ti sticco su un buco. Ehi! Lasci stare, ma lasci fatto stare. un video. Lasci stare. Lasci stare, lasci Sai che stare. mi sono crisevio? Lasci stare, scusa. Cioè, non è vero che sto mantenendo la calma, dai. Non oh. incrisarti che c'è il riso a mezzanotte. Cosa c'ha il bambino che sta dormendo? Bello, 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 Ehi, bello. cioè, e ti è da cantare, sappiamo su da cantare. Oh, è contento? Amore. Allora, Mao, come va? Tutto bene? Sto cercando un tipo, sto cercando una persona, non so se l'avete visto. Ma chi sta cercando? Un cretino. Un A cretino? pubblico è preno, No, non offenda il pubblico per favore. No, quelli che erano qua sopra. sto No, dicendo. vabbè, cosa c'entra? Comunque sto cercando uno che cammina tutto il dia Cammina tutto, come si chiama? Culo strinto lo chiama. Perché lo chiamate così, scusa? Lo chiamano gli altri, con te è culo strinto. Vabbè, sta zitta, vabbè. Cosa c'è? Sai cosa mi ha fatto questo qua? Sul deficit. Mi ha bocciato l'esame di patente, capito? Per 2 domande. Mi ha bocciato per... Cioè, hai sbagliato 2 domande e ti ha bocciato. No, 2 le ho fatte giuste. Ne ho sbagliato 28, capito? Vabbè, 28 domande è molto, dai. Già lo poteva chiudere un occhio. No, veramente un occhio l'ha chiuso perché sta di ahí, sta prosciutta Puccicconi. Ma come l'ha picchiato? L'ho Ma picchiato dai. Puccicconi, cioè a Maomeda lo boccia la patente, capito? Cioè, stavo anche scappando. Gli ho detto, ascolta, là che ti devi far finire di picchiare prima di scappare. Cioè, maleducato. Ma cosa, non eravamo previste per caso? No, No, perché siccome si è incasinato Claudio, vedi che il gobbo è fermo al sindaco di Sgraffito. Claudio, era prima. Quando eravate voi in scaletta, scusa? ma tanti istituto prima quando me l'avete detto voi. tanti- Vai a controllare Claudio che si è impallato come il computer. non è vero che sto... Comunque, ti sto dicendo che questo qua mi ha bocciato. Ti devo dire dove siamo? Non si è fatto finire di picchiare che siete furious deficienti. Là Capito? siamo qua. Chiudere un occhio è chiuso, Bucci. Dai, muoviti. Mi sto incrisando anch'io. Ma scusa, lei picchiate lo stai cercando. L'abbiamo già detto. E tu mi hai detto che è qui deficiente. Ascolta, se mi fai andare avanti col copione te lo dico. Ma come fatto questo tipo? È un tipo, un bel tipo, robusto, un pezzo d'uomo, il classico pezzo d'uomo. Aspetta. Pronto? Pronto, mamma? Ascolta, glielo fai da mangiare a Bruce? Vabbè, c'è l'agnello in umido. Agnello in nome al bambino. L'hai dato al gatto? No, dai, mamma, vai a controllare se ce n'è ancora. Ce n'è. Rovescialo dalla ciotola al piatto e mettilo nel forno a microonde. Glielo do dopo, grazie mamma, ciao.
Ma stai scherzando? Ma sei matta? Ma date l'agnello al bambino. Poi diventa come il padre, non vuoi no, che sia. hai problemi? Mi vuoi rimanere in pace? Non ho problemi. Cioè, Dai, là, che non sei è quando sei vero, carrozzino. lagami in crisi. Allora, Va. calmo, che Mi è sta vista a rimanendo- mezzanotte. Mi sta rimanendo in faccia. Non mi interessa. Comunque, se ci sei. Adesso il combo e mi sbidda. Chi è che c'è lì? Dai, fatti Mamma mia. vedere, escine fuori con lo strinto, fatti vedere, cos'è, non ne vieni? Eh? Non è... Sì, ci sono. Sono arrivato, ci sono problemi? sei arrivato? È un attore, è entrato proprio stiloso. Voilà, Arrivo, eh? Oh, si vede che è un pezzo d'uomo. sì. Se no portavamo un uomo. Ascolta, lo sai cosa faccio adesso? Cosa fa? Chiamo mio fratello gemello. Il tuo fratello Chi è Mauro? Ti avviso, siamo eterozigotti. Cosa siete? Cosa siete? Eterozigotti. No, te mi importa. Allora, chiamo tuo fratello se non ci chiudono la trasmissione. Marchino. Ma chi è? Marchino, chi è? Marchino, c'è. Chi è? Bruce, alzati a guardare il uomo che fa rissa. Ma chi è? Sempre Tonino, questo è sempre Tonino, guarda che tristezza. Bruce, rimani giù. Tonino, portalo via. Ascolta, ma aspetta, ma sì, il fratello di... Ma sì. Sono io, Marchino. Ascolta, ma che ora è? Le 10, dobbiamo... Là, c'ho rissa, mi dispiace. No, è a mezzanotte, ma era alle 10, l'hanno anticipato. Mi stai mi vuole... Là è che c'è un impegno, se non cadiamo mica a cappotta. Ma già ci vediamo una Portalo via! No, portalo Mi via, stai andate facendo- via! Ti ha già sollevato. Via, ci vediamo fra poco, via! La Pubblicità! Una telepromozione di minuto e mezzo e torniamo qui. Venga qui. Buonasera a tutti! Cosa c'è? C'era un ragazzo che come me beveva il litro del bottiglio. Come sta? Guarda, però se la la maglietta perché La maglietta. fa schifo, Questa è la macchia mediterranea, non va via. ho capito, ma la lavi però con l'apparecchino, la giri dall'altra La parte. lavi, ma la macchia quando è mediterranea non va via. Vabbè, mai. allora signor... Dice che sta scomparendo la macchia, questo non scompare, lei si deve essere contento. Ascolta, signor Tore Mitraglia, cosa c'è porca? Che invenzione c'è? Ho Cosa c'è portato che un'invenzione, c'è questo palco che muove No, sempre. è lei che muove, non è il palco, è il Virgo, è Cirilo. Dondola. E non deve bere! Allora, cosa hai inventato oggi, dai? Abbiamo inventato una cosa per gli anziani. Giusto, è bello, dai. Allora, Giusto. per l'anziano abbiamo inventato... Cos'è questo? Questo sembra... Sembra un tubo del gas, cos'è che... Non è tipo di gas. Lei, l'anziano, per non andare a prendere una cannuccia, beve così. Tira da- no, è grusa questa cosa. Poi c'è anche una lente, qui deve guardare lontano, più lontano guarda, peggio per lui. Certo. Allora, questo diciamo Cos'è è questa per cosa? l'anziano. Per l'anziano non ci arriva, allora fa così. Sì, ma questa è la cosa per le olive? Dipende dalla posizione, a seconda come la metti. E diciamo che grattandosi così vince, gratta e vince. Cosa vince? Può vincere una, che ne so, può vincere una dentiera a mandorla, può vincere una trappola per topi giapponese, o può vincere, sì, può Quella che vincere, mi ha dato lei? può vincere un gancio. Un gancio? E cosa serve il gancio? Come cosa serve? Serve per agganciare. Vabbè, dove l'aggancia il gancio? E devo inventare tutto io. E vabbè, scusi, lei mette un gancio. Ma è questo? Tore Mitraglia! Allora, colleghiamoci un attimo con l'esterno, vediamo Antonio e Raimondo se sono pronti. Daniele! Sì, Massimo, siamo qui, siamo pronti, a Davide, cercare il foro, ok? Chi corre per prima? Corra prima Momo. Momo, Va bene, dai, Raimondo, Ok, vai. Adesso Momo Vai. Vediamo cerca un di po'. centrare il foro. Presa! Non ce l'ha fatta. Non ce la fa, mamma mia. Eppure c'è esperienza, Vabbè, dai, adesso L'hanno messa al contrario. l'hanno messa al contrario. Allora, ripetiamo, nel frattempo io parlo con Bob Marungio. Bob, allora, hai fatto questo bellissimo quadro, ecco qua, prego. Sì. Che c'ha l'eco? È il Papa? Stai cantando del piano bar. Bob, che cosa rappresenta questo quadro? Questa è la locandina della Sartiglia di quest'anno. L'hai finita? No.
Come, non è ancora finita? Quasi finita. Ascolta, tu per San Valentino cosa regali a Gelli? Non un altro figlio, se no ti do un cazzotto che... Cosa, come lo festeggiate domani? Domani devo andare all'agenzia delle entrate. Con Gelli? No, festeggiare da solo, di San mattina. Valentino. Beh, Poi di sera vediamo, come- a seconda di come va, vediamo. Ho capito. C'è un elefante. Un elefante? Questa è una barzelletta, eh? Parte così, ormai senza preavviso. Cioè, ormai fa tutto da solo. C'è un elefante... Che c'ha gli Me- occhiali. vicino alla bocca. Si rompe gli occhiali. e L'elefante allora- si rompe gli occhiali. vabbè, non ci vede bene. Allora prende una lumaca e una tartaruga e se ne mette. Lo vede la giraffa e gli dice: e come mai c'hai una lumaca e una tartaruga? Fa: perché non vedo più bene, mi sono messo 2 lenti. 2 lenti. Molto bene. Sempre meglio, Allora... Daniele! Parliamo di gente sana. Daniele, chi sta correndo adesso? Adesso deve ripetere la prova a Dai, questo signore, veloce, ok? vai! Ok, vai Momo! Via! Ok, era Presa, centrato, oh! Massimo! Un Era applauso! girata, perché la stella, secondo come la giri, non funziona. È stato bravo Massimo! Bravissimo, bravissimo. Oh, Ok. a questo punto, poi deve ripetere l'altro. Chi era il mago? Cosa... aspetta che ti porto un attimo il microfono, che non capisco il mago cosa sta... Fare Mi- le magie con la fidanzata Sì. che non sai neanche tu, ma Dimmi. Sì, sono un po' emozionato perché la mia fidanzata mi ha salutato. Vabbè, oggi vai- ti faccio Vai circa con chi è la tua fidanzata. attenzione. No, aspetta. un numero. Tu vieni qui, di voi magie. giri dei Brandisi. Ora Vai. mi devi scegliere una carta. Una dimmi carta. stop, dimmi stop. Stop. Oh, ok, prendi la carta, vai. Prendo la carta, Vai. ok. Puoi farla 7 vedere a di cuori, tutti. 7 di cuori. Benissimo. Ecco. Cioè, ok, adesso fai un bel soffio magico qua sopra. Soffio, non sputo magico. vabbè, Ok, è quello benissimo. che- Adesso io te la faccio arrivare qua sopra. Dai, è come un ascensore. veloce, veloce. Sali, sali, eccola qua. Questa è la carta che hai scelto, vero? No, è il 7 di cuori. Come? 7 di cuori. Non è questa. Non è questo. Ma Brulino, ne sai qualcosa? No. Ce l'aveva lui, vabbè, scusate, è il mio assistente. Un applauso al mago Brunino, ma magari rari. Daniele, sta correndo l'altro. Sì, Massimo è pronto, Antonio Pronto. Mulusa è pronto a centrare il foro. Proviamo. Ok? Via! 1, 2, 3. Dai. Via Mulusu, vai! Niente, Massimo, non ce l'ha vai fatta. te, ma non te inserta. Va bene, grazie Daniele. Ok, Noi ci ciao vediamo a fra tutti. poco perché sta arrivando il sindaco di Scaffino. Ok. A fra poco, pubblicità.